La musica ora ci porta nel trapanese. La buona novella di Fabrizio De André in siciliano sarà il concerto evento di chiusura questa sera del Segesto Teatro Festival 2023. Scorrino le sue capelli come Sciumara di Sile di Stil. Una delle opere più amate di Fabrizio De André, cantata in siciliano. Con la buona novella, scritta dal cantautore genovese nel 70, i Vangeli apocrifi irrompono nella scena musicale italiana. Questa sera, in un'inedita versione concerto, andrà in scena l'opera riadattata da Francesco Giunta. Riadattare la buona novella in siciliano è stato come riprovare l'emozione del primo ascolto. L'idea del riadattamento è nata come un'idea quasi privata, un bisogno intimo. Qual è stata la difficoltà più grande? Quella di rimanere fedele alle intenzioni, alle idee di Fabrizio, di tradurre senza tradire. Curatore dell'evento, Edoardo De Angelis. Un'opera alla quale io ho contribuito stando vicino a Francesco, consigliandolo, suggerendo l'intervento di un musicista che coordinasse quest'opera appunto in forma di concerto. Sto parlando di Alberto Laruccia. In una cornice incredibile come quella del teatro di Segesta, un'emozione davvero particolare. Marcella Sullo, GR1.